Questa è la festa invece che ho studiato più di tutte ed è appunto rappresentativa di un altro gradino ancora, cioè quello della distanziazione, della prossimità, ma della distanziazione, cioè si differenziano gli elementi, non sono più un corpo unico. In questa leggenda io ho chiamato questa categoria dei buoi devoti, cioè quegli animali che riconoscono prima dell'uomo la presenza del santo e quindi suggeriscono che c'è questa presenza. Difatti nella leggenda di Loreto, quando le reliquie del nuovo santo arrivarono in paese, fu un bue che si fermò al posto del contadino, si inginocchiò e quindi segnalò la presenza del santo. Di fatto oggi viene riproposta una processione nella quale l'animale è addestrato a inginocchiarsi e si inginocchia davanti a tutte le chiese del paese. È praticamente lo stesso modello che possiamo osservare nella festa di Bacugno, dove c'è il toro di Santa Maria, detto toro, ma appunto anche in questo caso non è un toro, ma è un bue che viene pensato come un toro, e che fa una processione in cui si ricongiunge con l'immagine della Vergine e poi compie 3 inginocchiamenti davanti alla chiesa quando la statua è tornata davanti al portone. Un completo distanziamento invece avviene quando abbiamo questi solchi rituali che vengono fatti oggi parzialmente con i bovini, ma questo è un caso di sostituzione invece in cui il trattore è entrato in scena e ha preso il posto degli animali, se non per un breve tratto iniziale dimostrativo in cui appunto ancora si utilizzano i bovini. Rispetto a questo, l'ultima, ma è una festa un po' diversa che appartiene al carnevale, mi interessava perché mi introduceva un altro elemento, cioè quello dell'identificazione tra l'uomo e l'animale. In questo caso è un animale finto, ma è come se fosse vero, perché di fatto c'è tutto un apprendimento che viene svolto nel corso della preparazione alla festa, per cui la persona che sta dentro questa carcassa deve idealmente comportarsi come un toro. Stranamente in questo caso il processo è di inversione nell'altra direzione, perché viene chiamato bue finto e invece si comporta praticamente come un toro. Adesso non posso descriverlo, ma quello che mi interessa era mostrare questo, cioè in questo insieme di feste possiamo dire che ci sono due linee direttrici che vanno in senso contrario, cioè quando l'animale è talmente vicino al santo da essere praticamente identificato con il santo, l'età dell'animale è la più bassa, quindi c'è la minore vicinanza con l'uomo, e avviene il consumo rituale, cioè questi animali vengono uccisi e vengono divisi dagli organizzatori delle feste. Quando c'è un'identificazione con il carro, quindi un'unità con il santo, che però non è una totale assimilazione, assistiamo a una sostituzione frequente degli animali nella festa, anche in base agli eventuali infortuni che possono intercorrere, e il consumo è totalmente occasionale, può succedere ma è molto raro. Nel caso invece dell'identificazione con l'animale leggendario, gli animali sono tenuti a lungo. In passato erano tenuti più a lungo perché erano praticamente gli animali con cui si lavorava, oggi invece vengono acquistati e utilizzati soltanto per la festa, e c'è in generale un rifiuto soggezione a pensare di potersi cibare di questi animali, mentre nelle feste in cui l'animale svolge praticamente un'azione che è molto prossima a quella svolta nel quotidiano, cioè l'aratura, di fatto era un animale di lavoro, quindi c'è la totale interdizione rispetto all'idea di poter mangiare questo bovino. Questo avviene anche rispetto all'uccisione, perché c'è un momento in cui comunque gli animali devono essere cambiati,
in questo schema ho rappresentato un po' il fatto che c'è una distanziazione dell'uccisione, cioè chi ha allevato l'animale non vuole sapere neanche bene dove va a finire e come va a finire, e quindi viene affidato a terzi e viene venduto al di fuori delle comunità. E non so quanto tempo ho, ma volevo dire ancora qualcosa sulla festa di Loreto a Prutino. Un video è impossibile, avevo pensato anche di far vedere un video, ma non è possibile. Quello che mi interessa è che diciamo, nel rapporto uomo-bovino, ad esempio a Loreto a Prutino, ma in tutte le feste, la trasformazione di un animale ordinario in un animale leggendario passa attraverso tutta una serie di pratiche molto complesse di addomesticamento, che sono, e qui ricordo Jean-Pierre Digard, sono un addomesticamento circolare e permanente, perché non è mai un fatto totalmente acquisito, cioè è necessario ogni anno ripetere determinati esercizi, ripetere determinate pratiche per portare il bue ad essere in grado di inginocchiarsi nel momento opportuno. Non solo, ma questo è un processo di domesticazione reciproca, perché di fatto dai racconti e da quello che si intende si capisce che le persone che sono molto vicine agli animali si avvicinano in qualche maniera, c'è una sorta di dispositivo sensoriale condiviso, per cui c'è una domesticazione reciproca che avviene per poter comunicare in maniera efficace. Tant'è che a Loreto i gradi della domesticazione e della qualità dell'addestramento sono diversi, vanno da una maggiore coercizione fisica a un maggiore contatto fisico, che è il grado più basso dell'addestramento, a una estrema specializzazione che si va a situare semplicemente nel comando vocale. Quindi ci sono stati allevatori nella storia di questa festa che sono riusciti, e non è molto frequente, a comunicare soltanto con la voce il momento dell'inginocchiamento, il momento in cui l'animale doveva invece risollevarsi, perché anche questo è codificato e deve corrispondere a un tempo preciso. C'è un buon inginocchiamento, un cattivo inginocchiamento. L'inginocchiamento deve essere naturale, deve durare per tutto il tempo necessario, non si deve rialzare subito, e in particolare in occasione della processione del santo deve avvenire in corrispondenza del passaggio della statua. Quindi è una pratica molto, molto raffinata, che si ottiene attraverso una maestria del controllo dell'animale. Penso di avere pochissimo tempo, posso dire, volevo aggiungere qualcosa rispetto a questa rivista che stiamo preparando, e che è un pochino la sintesi di alcune di queste ricerche. E qui siamo arrivati in un altro contesto, che è la Romania, dove esistono appunto delle feste di Pentecoste con animali bovini, e in questo volume in preparazione, dove anche Cristian ha dato un contributo, abbiamo cercato un po' di dare un'immagine complessiva dei rituali, almeno in una parte dell'Europa, e forse anche come idea quella di sviluppare un convegno congiunto, e poi quindi degli atti congiunti dove possano confluire contributi provenienti anche da altri contesti. Direi che il tempo non c'è più, quindi più o meno ho cercato di sintetizzare. Grazie. Grazie, anche qui rinviamo eventuali domande in seguito, così riusciamo a recuperare il tempo. J'invite Isabelle Harpin à nous rejoindre, merci. Sociologue du centre IRSTEA de Grenoble, qui nous parlera de l'élevage de montagne et un sport de combat. Bonjour à tous et merci. Je voulais remercier les organisateurs pour commencer de m'avoir permis de réfléchir à ce phénomène des combats de vaches. Je vais tout de suite préciser que je ne suis pas une spécialiste ni des combats de vaches, ni même de l'élevage,
Et en fait, j'ai observé ces combats depuis les marges, et le regard que j'ai porté sur eux pour préparer cette intervention est en quelque sorte doublement décalé. D'abord parce que, comme sociologue, j'ai essentiellement travaillé sur les rapports aux animaux sauvages, notamment les chamois et les bouquetins. Et ensuite parce que je suis originaire d'une vallée qui est toute proche, une vallée voisine du Val d'Ost, la Haute-Tarentaise, où il n'y a pas de combat de vaches. De race tarine ou abondance, les vaches y sont avant tout élevées pour leur capacité à produire du lait, presque intégralement transformé en un fromage à haute valeur ajoutée qui est le Beaufort. Et puis pourtant, depuis plusieurs années, des combats de vaches sont organisés au col du Petit Saint-Bernard, donc entre Val d'Ost et Haute-Tarentaise. Les éleveurs qui amènent leurs vaches à ces combats sont essentiellement, sinon exclusivement valdôtains, mais des éleveurs tarins viennent eux aussi assister aux compétitions et manifestement ça les intéresse, ils apprécient. Et c'est un petit peu à ça que je devrais réfléchir. Pourquoi ces éleveurs tarins qui élèvent des vaches de race tarine ou abondance viennent à ces combats de vaches? Pourquoi ça les intéresse? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je voudrais proposer ici l'hypothèse selon laquelle ces combats permettent de cultiver et de mettre en scène des valeurs qui comptent pour les éleveurs, quand bien même ils ne les mettraient pas eux-mêmes directement, toujours en pratique. Alors quels éleveurs? D'abord ceux qui élèvent des vaches de combat, mais aussi les éleveurs tarins et une partie du public. Et quelles valeurs? J'en ai identifié 4. La combativité, évidemment, la sociabilité, dont nous avons déjà beaucoup parlé ce matin, une valeur esthétique, la beauté de l'animal, peut-être aussi la beauté du combat, et une valeur éthique, une forme de respect de l'animal. Et je vais passer en revue assez brièvement chacune de ces 4 valeurs. Il y aura plus de détails dans mon texte. Alors la combativité. De manière assez évidente, les combats de vaches glorifient et théâtralisent la combativité des animaux. La victoire revient évidemment aux meilleures lutteuses, tandis que celles qui perdent le combat ou adoptent une attitude de soumission sont éliminées. Mais au-delà de la combativité des animaux, c'est aussi celle des hommes qui est célébrée, car, on l'a déjà dit ce matin, les qualités qui sont attribuées aux animaux rejaillissent sur leurs éleveurs. Et de fait, même si elles sont sélectionnées sur les qualités de lutteuses de celles qui les ont précédées, les vaches ne naissent évidemment pas prêtes à s'affronter et à remporter des combats. Elles le deviennent après avoir été entraînées par leur éleveur. C'est donc une équipe préparée à lutter qui se présente sur l'arène. Participer au combat en y amenant ses vaches, et peut-être même simplement en y assistant, c'est dire que l'élevage de montagne est un sport de combat. Alors un combat contre quoi? Premièrement, contre l'idée que l'élevage de montagne est une survivance du passé, que ce métier n'est plus possible, que c'est fini, va s'arrêter. Les éleveurs de montagne, comme d'autres, mais plus peut-être que d'autres, ont vu la plupart des gens autour d'eux arrêter cette activité, qui était aussi un mode de vie avec les animaux et avec les vaches en particulier. Dans les années 70 encore, quand j'étais enfant, il y avait des vaches dans la plupart des maisons. L'odeur caractéristique du foin l'été, des bêtes l'hiver flottaient dans les ruelles. Les animaux et les vaches tout particulièrement étaient alors véritablement domestiques, au sens où elles faisaient partie de la domousse. Sauf exception, les anciennes écuries, c'est le mot aussi qu'on emploie chez moi, à l'arrière des maisons ont progressivement disparu et elles ont été remplacées par des bâtiments qui se trouvent à la périphérie des villages. En quelques décennies, les éleveurs ont vécu la fin de ce qu'Amoudru a appelé la civilisation de la vache, la fin d'une communauté paysanne. Et certains de ceux qui ont choisi de rester éleveurs l'ont fait avec le soutien moral et matériel de leur famille, mais d'autres ont dû imposer ce choix à leur entourage, au moins au début, et même s'ils ont ensuite bénéficié d'une aide matérielle ou financière. Pour illustrer ce point, je vais brièvement revenir sur l'histoire de ma commune et de ma famille paternelle, qui avait et qui a d'ailleurs toujours une montagne, juste en dessous du col du Petit Saint-Bernard. Donc c'est tout près d'ici, hein, on passe le col du Petit Saint-Bernard et tout de suite après, on tombe sur cet alpage. Et jusqu'au début des années 90, mon grand-oncle avait là un troupeau de vaches laitières, il fabriquait du Beaufort et des tomes. Et depuis lors, c'est un cousin qui monte un troupeau de moutons depuis le bas du département de la Savoie, depuis quelques années des vaches allaitantes. Donc l'élevage est toujours présent, même s'il n'y a plus de vaches laitières, même s'il n'y a plus de fabrication de fromage. Et pourtant, dans la famille, j'ai toujours entendu le même discours. L'agriculture, c'est fini, il n'y en aura plus, c'est plus possible, c'est pas assez rentable. Les éleveurs qui restent, c'est pas des vrais éleveurs, ils travaillent à la station, etc. Et donc mon cousin s'est cependant installé, malgré ce discours, initialement contre la volonté de ses parents, qui avaient choisi, eux, une autre voie. Il a aujourd'hui un peu plus de 50 ans et il tient sensiblement le même discours que la génération précédente. C'est fini, on n'y arrivera plus. Bon, maintenant, il y a le loup, etc. Bon, d'autres arguments, mais toujours le même discours, c'est fini.